Bene, signore e signori, cominciamo. Benvenuti alla quarta conferenza sull'edilizia storica. Io sono Enrico Vettori di Confartigianato Venezia, assieme all'architetto Francesco Trovò e all'architetto Girello abbiamo curato questo ciclo di conferenze. Siamo arrivati, ridendo e scherzando, alla quarta puntata su 12. Insomma, la regata è ancora lunga, però piano piano ci avviciniamo al paletto. Intanto una comunicazione di servizio. L'architetto Francesco Trovò si dispiace, però è stato chiamato per una missione all'estero, doveva esserci anche lui questa sera assieme alla relatrice che mi accingo a presentare, che è l'architetto professoressa Angela Paola Squassina, quindi doveva essere un intervento questo diciamo a due voci e invece ce ne sarà una sola, ce ne faremo una ragione, ma vedrete che di carne al fuoco ce n'è comunque tanta e l'argomento che tratterà l'architetto Squassina è molto molto interessante. I prossimi appuntamenti prima della chiusura dell'anno, giovedì 12 parleremo del carattere costruttivo, i legni di Venezia, solai e sistemi di copertura. A relazionare ci sarà l'architetto Luca Scappin e per quanto riguarda il saper fare, ormai avete capito come funzionano questi incontri, c'è sempre il sapere che si alterna dopo al saper fare. Questa è diciamo una caratteristica distintiva di questi incontri. Abbiamo sempre voluto privilegiare, e come Confartigianato chiaramente ci tenevamo a questo, anche alla parte proprio pratica, operativa. La volta scorsa purtroppo questo binomio è saltato per dei seri motivi di salute del nostro maestro artigiano che doveva essere presente, che doveva parlare dei terrazzi. Fortunatamente sono questi problemi in fase di risoluzione, quindi contiamo di recuperare quel suo intervento proprio sui terrazzi alla veneziana, di recuperarli in qualche modo nelle prossimi incontri, quindi cercheremo magari di ritagliarci uno spazio da qualche parte, quindi questo è un po' l'impegno che ci prendiamo. Quindi giovedì 12 si diceva l'architetto Scappin, a cui dopo segue gli interventi di consolidamento sugli impalcati lignei, e questa parte qui, questa seconda parte dell'incontro di giovedì 12 sarà tenuta dall'architetto Menichelli, Claudio Menichelli, che molti di voi conoscono, e chiudiamo poi l'anno solare con lunedì 16 dove parleremo di intonaci. Quindi anche qui ci sarà diciamo la parte teorica, anche se è una distinzione abbastanza grossolana questa, con sempre l'architetto Luca Scappin e poi a seguire il nostro maestro artigiano Giorgio Berto, che è uno degli ultimi stuccatori rimasti viventi. Ecco, se farai debiti scongiuri, Giorgio. Che... Bene, allora, prossimamente vi sarà anche comunicato, sarà diffuso anche il programma dei mesi successivi, quindi il mese di gennaio, per finire poi a febbraio. Mano a mano che definiamo diciamo le ultime cose con i relatori, ma di fatto è già tutto pronto, per cui sorprese non ce ne saranno. Bene, allora Angela Squassina qua molto scolasticamente mi sono fatto dare una nota da Paola che io vi leggerò, così anche andiamo più veloci. Quindi architetto Angela Squassina, professore associato di restauro architettonico presso l'Università UAV di Venezia e la scuola di specializzazione in beni architettonici e paesaggio. Laureata presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia UAV e specializzata in restauro alla scuola di specializzazione in restauro di Genova.
ha conseguito il dottorato di ricerca in conservazione dei beni architettonici presso il Politecnico di Milano. Impegnati in attività didattiche e di ricerca presso l'Università IUAV di Venezia dal 1998, il Politecnico di Milano, e presso scuole di specializzazione e di dottorato italiane e estere, e attualmente referente scientifico IUAV, e questa è la cosa che ci piace di più, di un protocollo d'intesa con l'Associazione Artigiani Veneziani Confartigianato, finalizzata a collaborazioni didattiche e di ricerca per il mantenimento e la trasmissione intergenerazionale di conoscenze della tradizione costruttiva veneziana. Apro una parentesi. Grazie alla tenacia di Paola siamo riusciti a sottoscrivere, e mi ha convinto, un protocollo d'intesa appunto tra IUAV e Confartigianato finalizzato alla trasmissione dei saperi. Non è un mistero che questi sono due mondi che molto spesso hanno viaggiato per i fatti loro senza parlarsi, il mondo accademico e il mondo delle imprese. Non è più tempo non possiamo più permetterci questi scollamenti, perché il campanello d'allarme noi l'abbiamo suonato più volte. Se nei prossimi 5 anni non interviene un cambio di rotta, ma di quelli proprio forti, proprio un'inversione a U deve essere, noi rischiamo di perdere la stragrande maggioranza delle imprese artigiane nostre, proprio perché sta saltando quello che è il ricambio di manodopera. Il paradosso, che è stato anche già evidenziato in occasione del primo incontro di presentazione, è proprio questo: le imprese artigiane sono strapiene di lavoro, non sanno da che parte aggirarsi, specialmente in una città come Venezia, che è un cantiere aperto, continuo, anche se la stagione dei bonus è ormai volta al tramonto, anche se la legge speciale non verrà più rifinanziata, forse, chi lo sa, però di fatto lavoro a Venezia ce n'è sempre tanto. Il problema è capire chi lo fa. Quindi se noi non riusciamo a fare quegli inserimenti di manodopera e di figure tecniche che sono figure di cerniera tra i titolari e le maestranze, veramente rischiamo di perdere tutto. Cioè rischiamo che si avveri lo scenario più infausto, che è quello della omologazione dei saperi e degli interventi di restauro. Come c'è in atto l'omologazione merceologica a Venezia, lo vediamo, il rischio è che si vada incontro proprio a un'omologazione di quello che è il grado il livello di intervento nel restauro del costruito storico veneziano, proprio perché andiamo a perdere proprio queste maestranze che sono depositarie delle tecniche costruttive del saper fare. Enrico, è sufficiente secondo me. È sufficiente? Non andare oltre. Basta, mi fermo qua. No. Perché ha fatto anche dei libri, volume, pubblicazioni, insomma. Vabbè, Paola è modesta e chiudiamo, e così lasciamo anche lasciamo anche spazio allora all'intervento. Bene, allora Paola, fiato alle trombe. Grazie, buonasera a tutti. Vi chiedo un po' di pazienza, purtroppo come vi è detto sentirete solo la mia voce, quindi sarà un po' monotono. Spero di non essere troppo monotona. Venezia, nell'era dell'intangible heritage, dell'immateriale e del virtuale, in cui si possono visitare città, musei, opere di vario genere, stando a casa propria, ci si chiede che fine fa la materia dell'architettura, visto che la forma la possiamo vedere tranquillamente anche appunto non muovendoci verso il luogo. E questo vale per tutti i centri storici, soprattutto per Venezia, che ha questa peculiarità che abbiamo già visto nel primo incontro, di essere una città apparentemente immutabile, ma in realtà in continuo mutamento, un po' per l'instabilità endemica, un po' per questo suo modo di essere cresciuta su se stessa attraverso stratificazioni.
È una mia personale posizione, però ritengo che le superfici dell'architettura, le murature, anche gli apparati più umili, più semplici, partecipino in modo estremamente intenso alla figuratività della città stessa, non solo dei singoli edifici ma dell'immagine della stessa città. E quindi c'è un collegamento diretto fra il paramento murario, fra l'intonaco e l'architettura che lo contiene. Questa particolarità, questo carattere è stato già sottolineato, nessuno inventa nulla, la diatriba sul restauro del cosiddetto restauro delle superfici ottocentesca che ha animato la vita intellettuale locale e internazionale era proprio focalizzato su questa necessità di evitare il più possibile i rinnovi delle superfici. E come forse vi ho già anche detto, Giacomo Boni nell'Ottocento già deplorava la sostituzione di intonaci antichi e delle superfici antiche con intonaci nuovi ma meno belli dal punto di vista estetico e soprattutto meno durevoli. Nonostante questa precoce allarme, le sostituzioni vanno avanti e come diceva poc'anzi Enrico Vettore, spesso si tratta di interventi standardizzati che noi vediamo in qualunque città, non adattati al luogo e che spesso hanno anche una scarsa durevolezza. Questa perdita delle conoscenze, delle capacità artigiane ha radici purtroppo lontane, diffuse un po' in tutto il mondo occidentale e che si sente in modo particolarmente pesante in una città come Venezia, dove la densità dell'edilizia storica è molto forte. Le ricerche che prima insieme a un gruppo di lavoro, poi in parte anche autonomamente sono state svolte allo IUAV, hanno proprio questa volontà di conoscere da un lato e dall'altro di contribuire ad una progettazione consapevole dell'importanza della permanenza, oltre che dell'edificio in toto, ma in particolar modo delle superfici, proprio per l'idea che la strategia importante sia quella non tanto di bloccare o di impedire l'evoluzione, il mutamento, ma in qualche modo di controllarlo per quanto appunto possibile. E il ruolo appunto dell'artigiano veneziano ovviamente capite bene che diventa fondamentale in questo senso. Qui è un'immagine tratta dal sito di Unisve e credo di riconoscere la mano di Giorgio Berto, ma non vado oltre, nel senso che Giorgio ha lavorato insieme a noi in una ricerca, so che sta lavorando ancora, collaborando insomma con l'università, proprio per mettere a disposizione degli studi e dei progetti di ricerca le sue competenze. Perché le superfici storiche veneziane non sono solo belle, sono il frutto di grande competenza, di sperimentazioni che sono durate secoli, quindi l'intonaco veneziano non è bello solo quando è un affresco, ma è importante che si mantenga il più possibile, indipendentemente dalla presenza o meno di decorazioni. Qui abbiamo il marmorino su Cociopesto, sempre intonaci estremamente preziosi, ma anche i semplici intonaci calce e sabbia. La settimana prossima avrete, o forse quella successiva, avrete l'architetto Scappini e Giorgio Berto che approfondiranno questi aspetti, quindi io vado un pochino più veloce. Sono comunque fondamentali per la caratterizzazione degli edifici e dell'intera città tutto sommato, perché contribuiscono fortemente all'immagine della città, oltre che alla salubrità del vivere. Lo vedremo nella seconda parte della comunicazione, quanto questi intonaci siano capaci di proteggere le murature e allo stesso tempo di lasciar respirare l'edificio e quindi far vivere bene chi ci abita dentro. Ma l'aspetto, la parte, il carattere che ho approfondito di più nel tempo è quella della muratura. Il muro è l'unità elementare dell'architettura. Spesso viene considerato semplicemente il supporto di qualcosa di più prezioso, l'intonaco o una decorazione. Torniamo ai muri.
E spesso, dicevo, il muro, si dice vabbè, è qualche muro, soprattutto i muri di cinta, cosa vuoi che sia, un tratto di muro di mattoni degradato lo sostituisce, e non ci rendiamo conto che, come un effetto domino, sostituendo le parti basse degli edifici, eccetera, si mina l'autenticità dell'intera città. Ed è fondamentale anche un altro passaggio, quello di distinguere le murature. Venezia ha una stagione di murature piuttosto estesa, che va dal Medioevo al Novecento, murature, diciamo, con paramento a vista. Quelle ovviamente più significative sono quelle medievali, perché nascono per essere a vista. Poi abbiamo i muri di cinta, che sono eterni, nel senso che hanno quasi sempre le stesse caratteristiche e tendenzialmente rimangono a vista, proprio per costituire una sorta di tessuto neutro rispetto agli edifici più configurati. Poi abbiamo un ritorno del muro a vista dopo il periodo rinascimentale degli intonaci coprenti. Abbiamo un periodo dell'Ottocento con il revival neogotico e neorinascimentale, quindi abbiamo edifici che sono a vista, a volte con materiali simili, a volte con materiali già diversi, ma che replicano in qualche modo, con, se posso dire, una maggior regolarità tessiturale, le murature medievali. E poi abbiamo gli edifici del primo Novecento. Spesso si tratta di case popolari che magari hanno già una struttura interna in calcestruzzo armato, oppure hanno i giunti di malta in cemento, per intenderci, ma conservano il muro a vista. La questione fondamentale riguarda la capacità di distinguere e la necessità di distinguere le murature medievali, che nascono con un paramento particolarmente curato, perché appunto nascono per essere a vista, da murature che oggi noi vediamo a vista, ma che in realtà sono, per intenderci, le murature dal Cinquecento in poi, che nascono per essere intonacate e che noi oggi vediamo a vista semplicemente perché è caduto l'intonaco. E non è immediato riconoscere gli uni dagli altri, bisogna un po' allenare l'occhio e capire le caratteristiche dei primi muri, cioè quelli medievali. Spesso, a causa proprio di questo fraintendimento per cui si vede un muro a vista, non lo si riconosce come un muro prezioso, lo si considera semplicemente un muro che ha perso l'intonaco e quindi finisce per essere rivestito. Questo, per esempio, è un caso che abbiamo studiato alcuni anni fa insieme al gruppo di lavoro. Uno dei muri di Altinelle, Altinelle sono i mattoni piccoli di produzione di origine romana, poi prodotti anche a Venezia, che sono stati utilizzati, diciamo, dalla fine del 200 fino agli inizi del 400, e che danno luogo a queste murature con una tessitura molto fitta, proprio perché i mattoni sono piccoli, molto disegnata dai giunti di malta ed estremamente preziosa. Questo appunto vedete che presumibilmente dei primi del 300, in un edificio anche molto particolare, che è stato frainteso, come dicevo, e nell'Ottocento era stato coperto da un intonaco calce e sabbia con sfumature rosse. Sapete bene che gli edifici non vincolati a Venezia possono vedere sostituito l'intonaco senza grandi problemi, e quindi qui si è fatto riferimento semplicemente al colore dell'ultimo strato che copriva questo edificio, che in realtà nasce come edificio a vista. E i casi purtroppo sono frequenti, soprattutto negli edifici stratificati, in cui non si riconosce l'omogeneità, come in questo caso. La facciata è una facciata forse tardo ottocentesca o addirittura i primi del Novecento, ma il muro dietro, il muro del fianco, è ancora una volta un muro in altinelle che non viene riconosciuto come paramento esposto di qualità e viene omologato tutto il resto. Purtroppo questi fraintendimenti sono molti. In alcuni casi, per esempio, il muro antico è semplicemente un frammento. In questo caso è un edificio di origine molto più antica, che proprio la presenza di questo muro in altinelle retrodata quello che la cronotipologia potrebbe suggerirci. È un edificio dall'aspetto, diciamo così, rinascimentale, che ha un ultimo piano gotico, quindi già lì
ci dice che nasce prima, però è proprio solo questo muro in altinelle che sta all'inizio sopra il portale successivo, rinascimentale, a dirci che questo è un edificio che ha un'origine molto più antica anche dell'epoca gotica. E nel momento in cui, per ragioni anche funzionali e per ragioni spesso estetiche, si vuole rinnovare, si vuole pensare di proteggere meglio l'edificio, copriamo quell'unica parte che ci dava questo racconto, che ci diceva qualcosa di più di quello che ci possono dire i libri qualche volta, e così via. Questo è un caso un pochino più difficile. Effettivamente si tratta di un edificio che aveva aperture ad arco, quindi un edificio medievale però molto trasformato nel tempo, che conservava nell'angolata l'unico caso di giunto lavorato con una doppia inclinazione che almeno io ho trovato a Venezia. Ovviamente si tratta di un dettaglio, però ancora una volta il non riconoscere attraverso un'osservazione attenta a queste caratteristiche porta poi a perdere degli elementi estremamente significativi per la storia costruttiva della città. Qui è stato per esempio osservata la presenza di una monofora trilobata, che è stata risparmiata dalla reintonacatura, ma non si è visto che questo edificio in realtà aveva una superficie completamente ricoperta da regalziere. Il regalziere è l'intonaco finta cortina medioevale, e quindi si è perduto un documento materiale estremamente interessante. E fra l'altro ci passo ogni giorno perché è vicino all'università. Già durante la stesura dell'intonaco, questo intonaco nella parte bassa si staccava e quindi è stato rimosso dalla parte bassa, ma qui ci sono molti professionisti, sanno meglio di me, conoscono meglio di me questi problemi, soprattutto legati a Venezia. E poi i cosiddetti fraintendimenti progettuali dovuti proprio alla mancato riconoscimento dei caratteri specifici dei diversi edifici. Campo Santa Margherita, l'edificio alto, è un edificio che nasce per essere intonacato. L'edificio più basso a destra è il retro del Fondaco, di Corte del Fondaco, quindi uno degli edifici più antichi di Venezia, e che quindi nasce, seppur trasformato, nasce per essere a vista. E qui si è cambiato completamente con l'intervento la natura dell'edificio. Ecco, anche quando i cambiamenti e i rifacimenti sono fatti in modo estremamente accurato, queste murature medievali sono particolarmente preziose, perché appunto abbiamo visto i giunti, abbiamo visto anche le lavorazioni di superficie, sono mattoni che vengono lisciati, che vengono trattati, quindi oltre ad essere particolarmente resistenti sono anche molto esteticamente molto notevoli. Sono a tutti gli effetti delle superfici configurate, non semplicemente supporti. Quindi quando noi li sostituiamo, ripeto anche nel modo più accurato, l'edificio sostanzialmente subisce una perdita di qualità. E questa è la ragione di una ricerca che è cominciata molti anni fa, che continua, sulla varietà di queste murature medievali, murature pre-rinascimentali veneziane, e queste sono tutte murature trovate a Venezia, in cui appunto grazie alla lavorazione di mattoni e alla lavorazione del giunto del Malta costituiscono delle vere e proprie superfici configurate. Brevemente, per sintetizzare la ricerca, si è basata sul tentativo di individuare i fattori di caratterizzazione di queste murature, applicando una serie di sistemi integrati. Il primo è quello di riconoscere le diverse murature all'interno di edifici pluristratificati che consentissero anche di mettere in sequenza, attraverso la lettura stratigrafica, in una sequenza cronologica le diverse murature osservate. Questo per esempio è il lavoro fatto sulla chiesa dei Carmini, che è una chiesa che viene costruita a partire dalla fine del 200 e subisce delle modifiche fino praticamente al 900, quindi è una specie di repertorio vivente di murature, in cui gran parte delle murature sono medievali, e quindi è stata attuata prima una lettura
e una campionatura di queste murature associata a una lettura stratigrafica che ha consentito di collocare ogni muratura in un ordine cronologico che qui vedete esposto dalla più antica in basso a sinistra alla più recente in alto a destra, collegandola ad ogni fase costruttiva. La Chiesa di Carmini ha anche la fortuna di avere un buon apparato di documentazione e quindi alcune di queste murature sono state anche datate in termini assoluti grazie appunto all'interazione fra fonti dirette, cioè la lettura dell'edificio, e le fonti documentarie. Questo catalogo, primo catalogo di murature, è servito per fare una sorta di censimento, ancora incompleto naturalmente, ma abbastanza significativo, delle varie murature all'interno del centro storico del centro antico di Venezia, che sono state apparentate secondo le loro caratteristiche a quelle ritrovate ai Carmini e in altri edifici similmente stratificati, che sono serviti appunto da prototipi per il riconoscimento di queste murature, che sono state schedate in modo diciamo veloce, indicando il luogo, l'edificio, la parete, il campione murario e il campione disgiunto, e poi per gli edifici più importanti o per le murature più significative sono state fatte delle schede un po' più approfondite con i vari dettagli sia di dimensione che di caratteristiche di lavorazione. Quel che è emerso da questa ricerca è che per caratterizzare un muro a vista medievale non è sufficiente vedere la finitura ultima, ma bisogna seguire tutta la filiera che parte dalla scelta dei materiali, quindi la filiera diciamo di produzione del mattone e della malta, continua col processo costruttivo del muro e solo alla fine c'è una serie di operazioni che riguardano le finiture di superficie. E quindi per capire il muro, per riconoscere il muro antico medievale si parte proprio dalle argille. Questo è un altro repertorio di mattoni tutti veneziani. Vedete la grande varietà di colore che va dal bianco, quasi bianco, al quasi nero. Ovviamente il colore dipende non solo dal tipo di argilla. Venezia comincia a costruire, a trasformarsi da cittadina a città murata utilizzando mattoni di recupero romani, come si sa, e poi non bastando lo spoglio comincia a produrre mattoni locali utilizzando l'argilla della laguna, quindi il caranto, che sono quei mattoni che vedete nella zona centrale, che sono marmorizzati, variegati di colore, tendenzialmente ocra e marrone scuro. Il colore, dicevo, dipende sia dal tipo di argilla che dall'atmosfera, dalla temperatura di cottura, quindi abbiamo temperature tendenzialmente più basse, abbiamo colori chiari, e temperature più alte abbiamo il colore scuro, il mattone quasi vetrificato, che a Venezia veniva chiamato brustolon, e che non veniva buttato via, ma veniva utilizzato nelle parti umide perché era un po' più fragile ma resisteva meglio all'umidità, e quindi veniva utilizzato ugualmente. Poi abbiamo ovviamente una serie di segni che dipendono non solo da tipi di lavorazione intenzionale, ma anche di segni lasciati dagli attrezzi, lasciati dallo stampo, lasciati dalla mano di chi ha riempito lo stampo del mattone. Ci sono segni di sabbia che dipendono da tutta la fase di asciugatura dei mattoni, che venivano, una volta tolti dallo stampo, venivano stesi su un'aia sopra una superficie dove c'era della sabbia, quindi alcune facce del mattone spesso hanno proprio della sabbia che dipende da questo contatto. Ci sono anche dei segni di accatastamento, dei segni diagonali che noi vediamo sui mattoni, che riguardano appunto l'impronta lasciata dalla fila di mattoni superiori in fase di asciugatura, quando i mattoni non sono ancora cotti, quindi sono ancora morbidi, e subiscono, quelli negli strati più bassi, il peso della catasta che sta sopra. Abbiamo dei segni intenzionali come delle punzonature o degli piccoli segni di riconoscimento, e anche dei segni accidentali, la zampina del gatto, dell'animale, dell'uccellino che ci si appoggia sopra prima che venga cotto. Quindi c'è tutta questa, diciamo,
gamma di segni che dipendono proprio da come è stato prodotto il mattone. E ci dicono un po', ci raccontano un po' di queste produzioni antiche e di cui oggi sappiamo poco e che possiamo conoscere un po' leggendo i manuali antichi che sono stati utilizzati anche per questo lavoro e un po' proprio osservando la materia. Ovviamente l'elemento notevole del processo produttivo, quello più evidente, è la misura. Cambiano molto le misure dei mattoni veneziani, e qui abbiamo un repertorio, ancora una volta in senso cronologico, di varie murature utilizzate e trovate a Venezia. Abbiamo la prima fase, quella che vi dicevo appunto di passaggio dalla città lignea alla città murata, in cui compaiono negli edifici principali, quindi generalmente non abitazioni ma chiese o palazzi, queste murature estremamente eterogenee in cui compaiono frammenti di mattoni romani. Sono mattoni molto, molto alti, che superano i 7 e gli 8 centimetri, di lunghezza variabile. Generalmente si tratta di frammenti, è difficile trovare un bipedale, un sesquipedale intero, quindi non sono estremamente lunghi ma sono molto grossi, e ovviamente l'eterogeneità impone che queste murature abbiano anche un giunto molto alto e molto irregolare. Spesso i mattoni romani sono scalpellati nel momento in cui vengono riutilizzati. Questa immagine credo che l'abbiate già vista anche durante l'incontro con il professor Doglioni, perché fa parte del repertorio di materiali che abbiamo utilizzato insieme al gruppo di lavoro. Venivano appunto scalpellati per riutilizzarli una volta rimontati in altri edifici. Questo è il campanile di San Geremia. C'è poi la fase di produzione arcaica locale, arcaica perché si tratta di mattoni di produzione locale che non hanno ancora una standardizzazione dimensionale e quindi sono generalmente bassi, cioè hanno uno spessore di circa 5 centimetri, una testa abbastanza stabile, 11-12 centimetri, ma variano le lunghezze, dai 21-22, generalmente 24, ma per esempio nel campanile di San Giacomo dell'Orio ne abbiamo trovati da 33, quindi variano molto. E hanno la caratteristica di avere questo giunto molto alto che Francesco Doglioni ha individuato come essere un giunto di ascendenza bizantina, perché si trovano questo tipo di murature si trovano molto nella zona appunto dell'attuale Turchia, ed è plausibile perché proprio nella fase di trasformazione della città lignea alla città murata Venezia accoglie maestranze anche da Bisanzio. Credo ne parli il Temanza, quindi è plausibile che ci sia anche questa influenza. Sta di fatto che si tratta comunque anche, diciamo, dal punto di vista funzionale di una tipologia costruttiva che consente attraverso il giunto alto di dare regolarità e orizzontalità a un paramento di mattoni che non sono regolari. Questi mattoni spesso hanno uno spessore da un lato e aumenta o diminuisce dall'altro, quindi non sono mai mattoni estremamente regolari. Abbiamo invece poi il periodo di utilizzo delle altinelle. Queste, vedete, sono alcune altinelle di dimensioni variabili ma tendenzialmente piccole, e poi a destra in alto vedete l'immagine di un'altinella raffrontata con 2 mattoni gotici che saranno successivi. L'altinella viene utilizzata di spoglio inizialmente, l'altinella romana, che veniva utilizzata nelle pavimentazioni romane e che invece a Venezia viene utilizzata per trasformare gli edifici a struttura lignea in edifici murati, utilizzando proprio questi mattoni piccoli che fungevano, diciamo, potevano appunto essere utilizzati in modo ottimale in questo modo. Ben presto Venezia comincia a produrre mattoni e quindi anche altinelle in situ, il primo arsenale in altinelle, le prime grandi basiliche sono in muratura di altinelle, e successivamente, data diciamo il gran numero di edifici che dovevano essere o costruiti o trasformati, Venezia comincia a comprare mattoni fuori, quindi li compra da Mestre, da Treviso, Loreo, Padova, probabilmente anche Ferrara,
e quindi procurarsi materiale un po' da un'ampia area fa sì che ci sia una grande eterogeneità, sia di colore ma anche di dimensioni, perché come ricordava Vladimiro Dorigo, il piede veneziano è diverso dal piede padovano, e quindi a seconda della zona di provenienza noi abbiamo altinelle che variano dai 16, allora come altezza abbiamo più o meno la stessa misura, dai 5 ai 5,5, la testa va dai 7,5 ai 9 e la fascia va dai 16 ai 18 centimetri, a differenza di quelle romane che non sono mai più grandi di 15 centimetri. Esistono poi delle altinelle alte 6 centimetri e lunghe fino a 20, che sono però delle altinelle tarde che sono state usate in pochissimi edifici, le abbiamo trovate in 1 o 2 edifici, non di più, insieme, cioè contestualmente al mattone gotico, e quindi per avere un corso regolare, evidentemente hanno fatto una serie una produzione di altinelle alte quanto il mattone gotico, che come vedete è molto più consistente come spessore. La caratteristica dell'altinella, essendo molto piccola, è che ha una tessitura, una texture molto disegnata, spesso con il giunto verticale largo, e quindi è una tessitura molto bella, molto articolata, in cui il contrasto fra il rosso del mattone e il bianco del giunto di malta è molto evidente. Abbiamo poi invece il mattone gotico, che viene prodotto durante il 300, presumibilmente per ragioni anche statiche, nel senso che la muratura in altinelle, poi vediamo alcuni spessori, era sì piccola, però per i grandi edifici alla fine il mattone era piccolo, ma il muro diventava molto grosso. Per poter sostenere murature così grandi, spesso si trattava di paramenti accostati. Abbiamo murature di fino a 10 teste di altinelle, che alla fine pesavano molto, e credo che cominciassero a dissestarsi molto presto, e per ragioni anche proprio di alleviare il peso gravante sulle fondazioni, si comincia a produrre questo mattone che sia più grosso e più pesante, ma consente un migliore ammorsamento, e quindi alla fine di avere delle murature molto meno spesse, molto meno grandi e quindi meno pesanti. Inoltre, per ragioni di controllo delle frodi, i mattoni venivano venduti a numero, e quindi i produttori tendevano a diminuire leggermente le misure, le dimensioni, per venderne di più. In tutta Italia ad un certo punto si stabiliscono degli standard dimensionali, e anche a Venezia nel 1327, se non ricordo male, c'è una legge per cui viene introdotto l'obbligo di utilizzare stampi ferrati, cioè stampi con dei profili di metallo e non di legno come quelli precedenti, quindi una misura più controllata e controllabile. E questi mattoni sono riconoscibili perché hanno i profili più nitidi, più netti, mentre i mattoni più antichi hanno bordi spesso molto irregolari dal punto di vista geometrico. Il mattone gotico generalmente è abbastanza preciso, e questo consente anche di avere dei giunti più sottili e delle murature tutto sommato più efficienti anche dal punto di vista strutturale. Poi abbiamo anche una maggiore regolarità tessiturale, seppure in realtà a Venezia non abbiamo mai quella regolarità tessiturale che troviamo nel nord Europa, per esempio, o anche solo in Piemonte, nel nord Italia. Altre caratteristiche che riguardano invece il processo costruttivo ovviamente riguardano gli spessori, quello di cui stavamo parlando prima. Vedete a sinistra le rovine della chiesa dei Servi, in cui abbiamo contato più di 10 teste di altinelle, e a destra invece vediamo una muratura a 3 teste di mattoni gotici, che evidentemente sono più efficaci. L'altro aspetto che riguarda la fase costruttiva è proprio il giunto di malta di cui stavamo parlando, da cui dipende non solo
la consistenza e l'adesione, quindi l'efficacia anche strutturale dell'insieme, ma c'è anche tutto l'aspetto figurativo del giunto di Malta, che nelle murature medievali è accuratamente lavorato, spesso ribadito a calce, quindi abbiamo spesso dei giunti di allettamento che poi vengono rifiniti con un ulteriore giunto più ricco di calce, quindi più bianco, che viene steso a rifinitura della muratura. E oltre alla materia c'è anche proprio l'adozione di particolari forme di spianatura, di allisciatura con dei ferri che rendono il giunto particolarmente resistente, che lascia sfuggire attraverso spesso l'inclinazione abbattente di questa allisciatura, fa scorrere l'acqua e la allontana dal muro. E poi nei casi, soprattutto nei casi di murature gotiche, c'è la stilatura, cioè l'incisione con uno stilo oppure semplicemente con la punta della cazzuola, che consente alla muratura di avere anche una quota di chiaroscuro che disegna molto l'orizzontalità. Quindi c'è da un lato una lavorazione che risponde a ragioni di efficienza, di durevolezza. I giunti delle murature in altinelle allisciati della chiesa dei Carmini sono lì dagli inizi del 300, e se passate, vi capita, toccateli, sono estremamente tenaci ancora oggi, quindi resistono perfettamente, se non altro nelle zone, diciamo, non aggredite troppo dall'umidità. Il giunto gotico è anche un giunto estremamente disegnato. Ecco, qui vedete alcuni casi di murature appunto di questo genere, con questo giunto ribadito a calce che con la pressatura fa emergere ancora di più il bianco della calce, quindi disegna in modo molto evidente l'orizzontalità dei corsi. E poi c'è un chiaro rimando fra muratura vera e muratura simulata. Poi vedremo che fra le finiture ci sono questi intonaci sottili, che a Venezia vengono chiamati regalzier, di finitura ultima, di rafforzamento cromatico, che può avvenire sia con l'intonachino sia con ulteriori trattamenti che vediamo dopo. Questi resti sono di fatto quel che ci rimane della città di Pinta, la città medievale di Pinta, che aveva anche una sua geografia di lavorazioni, cioè l'edificio gotico ha una distribuzione ben precisa di queste finiture, per cui il muro di fondo è di solito a vista o trattato con degli oli, con l'olio di lino ed eventualmente della cromia rossa, qualche volta ha addirittura l'intonachino regalzier. Poi ci sono le fasce di intonaco che sono sempre presenti anche quando il paramento è a vista, sotto la gronda e intorno alle finestre. Le aperture hanno queste cornici di intonaco decorato in modo piuttosto vivace. E poi ci sono le angolate, che generalmente hanno i mattoni molati, cioè mattoni che sono lavorati attraverso lo sfregamento con altri mattoni, e che li rende più lisci e mette in evidenza il colore del nucleo, generalmente più rosso del mattone. E vedete questa forma di nobilitazione spesso delle angolate oppure delle cornici. Il mattone molato a Venezia viene usato negli elementi specialistici, cornici, angolate, paraste. Credo che sia forse solo Palazzo della Mula a Murano che ha anche le pareti di fondo molate. Generalmente però c'è questa forma di nobilitazione di alcune parti, per cui per esempio l'angolata nella parte bassa è in pietra, nella parte alta è in mattoni, ma sono mattoni molati. E questa molatura, questa la vedete in una lesena della chiesa dei Frari, si vede nel dettaglio anche perché i mattoni sono lisci ma hanno delle leggere rigature che sono dovute allo sfregamento e che servono anche per favorire l'aggrappo di trattamenti successivi, sia dei trattamenti a olio sia dei trattamenti di rivestimento.
Ecco, questi sono esempi di trattamenti protettivi ad olio di lino, solo olio, che rende più ambrato sia il mattone che il giunto di Malta. Lì questa è la Basilica di San Giovanni e Paolo, questo invece è un edificio di comune abitazione, caratterizzati entrambi da questo trattamento. Le fasce dipinte generalmente sono fasce geometriche con delle cornici di diversi colori e dei tondi nei quali ci sono generalmente dei motivi fitomorfici. Qualche volta negli edifici più tardi ci sono anche elementi figurativi delle teste. La maggior parte però si tratta nella maggior parte dei casi si tratta di decorazioni di tipo geometrico. Qui vediamo a sinistra una decorazione gotica intorno a una finestra che riusciamo a vedere solo grazie alla simulazione, cioè all'elaborazione con Photoshop, in cui questo lavoro di nostri studenti che hanno evidenziato con un colore più vivo i frammenti che erano visibili con grande difficoltà. A destra vediamo una cornice sottogronda con elementi più articolati che sono stati rilevati, evidenziati sempre con Photoshop e poi ridisegnati. Ecco, bisogna fare anche un po' attenzione però, perché spesso queste decorazioni potrebbero anche essere di restauro, perché nell'Ottocento molti edifici, fra cui anche questo per esempio, qui siamo in Corte del Milione, sono stati sottoposti a restauri, diciamo, stilistici con possibile riproduzione anche degli apparati decorativi. Sta di fatto comunque che sono in ogni caso significativi del tipo di intervento e del tipo di elemento decorativo che in qualche caso rievocano, diciamo. E questi invece sono elementi sicuramente medievali. Torniamo a vedere il rimando diretto fra un muro, in questo caso un muro gotico, che comunque ha il giunto verticale allineato e molto largo e che, vedete, viene ritratto quasi fedelmente da questo regalziere, in questo caso bicromo, rosato e rosso, che vediamo da un'altra parte, ma che di fatto addirittura ha la stilatura, cioè l'intonaco a finta cortina è un intonaco sottile che viene poi dipinto ad affresco, disegnando i mattoni, e poi col bianco di San Giovanni, che è un bianco di calce, vengono disegnati i giunti verticali, e spesso con il nero carbone vengono disegnati quelli orizzontali a simulare la stilatura, che però molte volte c'è effettivamente, cioè l'intonaco viene inciso e viene stilato esattamente come si sarebbe fatto con il giunto orizzontale della muratura vera. Quindi c'è un vero e proprio ritratto del muro medievale. Questo è Palazzo Cappello. Dopo il restauro, la facciata principale è stata completamente reintonacata, la facciata laterale conserva la certi di questo intonaco regalziere. Poi ci sono i regalzieri più articolati che hanno la forma a losanga. Qui vediamo in Corte Nuova San Lorenzo l'ultimo edificio di una lunga serie rimasto non reintonacato, quindi rimasto con il regalziere a losanga ancora visibile. Motivo ovviamente estremamente diffuso, a Venezia probabilmente preso da Palazzo Ducale. C'è un altro esempio di regalziere bicromo fatto invece non in pietra come Palazzo Ducale, ma di mattoni di due colori a San Zaccaria, e poi c'è il regalziere, diciamo, d'intonaco ad imitazione dei precedenti. È un motivo però diffuso praticamente in tutto il mondo. Si trova negli esemplari più antichi, già gli assiri e i babilonesi lo usavano, c'è nella Spagna araba, c'è nel nord Europa, quindi ci deve essere stato un passaggio di questo motivo dall'Oriente verso il nord Europa e poi anche a Venezia. La questione, grazie. Anche questo. La questione di queste superfici è il fatto di come si trovano oggi. Quelle maggiormente conservate sono spesso ricoperte o da altri intonaci più recenti o da strati di deposito, e quindi non sono immediatamente riconoscibili. Questa è Corte Gherardi, che rappresenta forse
l'edificio in cui maggiormente si conserva tutto il repertorio di queste decorazioni, ancora molto ben conservato, ma completamente coperto da una superficie nera, per cui è stato difficile riuscire a individuare i diversi elementi decorativi, ma che sono stati poi ricostruiti dai nostri studenti attraverso attente osservazioni nelle varie ore del giorno. Sono stati trovati i regalzier di fondo, le fasce decorate geometriche, i tondi con papaveri, che è un motivo che si trova anche in edifici religiosi. Hanno trovato il leone, hanno trovato l'albero della vita, quindi un importante anche apparato iconografico completamente annerito, e che ovviamente diventa un grosso problema anche dal punto di vista conservativo. Nella maggior parte dei casi però quel che rimane sono frammenti magari numerosissimi, che sono difficili da individuare, ma una volta guardato bene il paramento si vedono, e uno si dice vabbè, il frammento ormai è andato, però questi frammenti, seppur molto piccoli, ci raccontano delle storie e ci rivelano degli assetti passati che non sempre noi siamo in grado di recuperare attraverso la letteratura, per esempio, che si occupa di grandi opere ma non riporta quasi mai le manutenzioni, le piccole cose che sono state fatte nel tempo. Per esempio, c'è un quadro del Marieschi, scusate, che ci mostra una chiesa dei Frari di colore quasi ocra, rosso ocra. Se noi guardiamo la chiesa dei Frari, oggi la vediamo con mattoni completamente a vista, però guardando da vicino vediamo una serie di frammenti, migliaia di piccoli frammenti di regalzier rosa, che si trova in parte sui giunti di Malta, in parte sui mattoni. Poi, facendo un giro sul lato, ci accorgiamo che al di sotto di questi frammenti rosa, in 2 o 3 punti abbiamo trovato dei piccoli frammenti di intonaco, ocra e rosso. Guardando col microscopio e facendo una lettura stratigrafica si può stabilire che l'ocra e il rosso vengono prima, sono sotto, e il rosa viene sopra. Quindi noi riusciamo, attraverso pochi centimetri quadrati di materia che dal punto di vista intrinseco non ha nessun valore, perché è un pezzettino di giunto di colorato. Qualcuno mi ha detto tu fai collezioni di francobolli, ed è vero, però questi piccoli frammenti ci raccontano in realtà di 2 configurazioni. Pensate come poteva essere la chiesa di Frari nella sua immensità, non solo la facciata principale, perché questa è la facciata laterale, quindi nella sua grandezza, nella sua maestosità, ha avuto 2 fasi medievali in cui è stata prima ocra e rossa e poi è stata rosa. Mi direte poco importa, però queste cose noi non le troviamo sui libri, troviamo tante altre indicazioni su questa chiesa famosissima, ma questa cosa ce lo dice quel frammentino di materia, per cui il fatto di conservare anche il frammento non è dovuto solo a un accanimento, diciamo così, terapeutico o a una fissazione, ma è anche il capire che alcuni frammenti hanno una capacità testimoniale che va ben oltre la loro consistenza, che effettivamente è infima, è piccolina, insomma, poco importante. Però, ecco, grazie a questi frammenti noi riusciamo a evocare fisicamente, perché sono ancora lì, sono i testimoni fisici che rimangono di questa città che noi pensavamo completamente perduta e che ritrovavamo solo nelle tele del Carpaccio piuttosto che del Bellini. Questi sono i motivi fitomorfici che vediamo nel famoso quadro del Miracolo a Santa Croce a Rialto e che noi troviamo ancora in frammenti, e se non li riconosciamo rischiamo di rivestirli, magari grazie a uno dei tanti bonus, perdendoli per sempre. Credo che questa sia l'ultima di questo. Se avete pazienza andiamo un po' avanti e poi ritorniamo con la questione degli interventi su questi edifici, ma l'intermezzo
è rappresentato dal problema grosso dell'umidità che colpisce qualunque centro storico, ma Venezia più di altri, al punto che vediamo l'immagine del canaletto veduta dal Canal Grande, vicino al grande palazzo, sulla sinistra vedete una casupoletta bianca che ha perso l'intonaco nella fascia basamentale e viene rappresentato nel quadro del canaletto, che come ricordiamo è sempre stato molto fedele, un riproduttore fedele della realtà. Questo ecco l'immagine ingrandita. Questo fa pensare da un lato che il degrado da umidità di risalita e da allagamento a Venezia è diventato parte dell'immaginario collettivo, nel senso che è stato, come dire, assimilato culturalmente al punto di diventare parte di un dipinto. Resta il fatto che si tratta comunque di un problema che chi vive a Venezia conosce molto bene e che viene da secoli ostacolato da una serie di interventi. Uno dei primi interventi è stato quello di proteggere gli edifici con le fondamenta, cioè il progetto di Cristoforo Sabadino, che è stato attuato solo in parte e più tardi nella zona delle fondamenta nuova, poi ci sono porzioni di città che hanno le fondamenta, ma molti edifici continuano ad essere direttamente coinvolti dall'acqua dei canali o comunque allagati quando si tratta del fenomeno dell'acqua alta. Il problema ovviamente, come sappiamo bene, non è solo quello dell'acqua, scusate, ma il fatto che l'acqua è salata, e quindi c'è tutto il problema della cristallizzazione dei sali che, come nel caso che vediamo qui, nel migliore dei casi la cristallizzazione, l'efflorescenza si forma in superficie e quindi provoca un danno che è soprattutto, diciamo, estetico. Il problema è quando la cristallizzazione avviene in profondità, la cosiddetta criptoefflorescenza, per cui il cristallo di sale aumenta di volume e crea delle disgregazioni nella malta e anche nei mattoni. E questo fenomeno provoca delle sorte di cinematismi di degrado, per cui dalla semplice efflorescenza alla criptoefflorescenza con disgregazione, alla disgregazione del singolo elemento porta spesso alla perdita del mattone e poi ovviamente via via alla perdita di parti di paramento che diventa poi un degrado che ha una forte componente strutturale, perché porta alla riduzione della sezione resistente del muro e può portare in pericolo la stabilità dello stesso edificio. Ovviamente il degrado da umidità colpisce tutti i materiali, anche la pietra, che è quella più resistente, ovviamente con tempi diversi, e sembra colpire in modo ancora più veloce i materiali nuovi che vengono inseriti spesso per riparare antico degrado, ma che di fatto hanno una durevolezza estremamente ridotta a Venezia. A Venezia da sempre si pratica anche la sottomurazione, il rifacimento murario, ma ovviamente i mattoni, diciamo, storici, tradizionali hanno materiali e forme di lavorazione particolari che li rendono più resistenti. Quelli recenti di fatto tendono, come dicevo, a durare meno. Poi c'è la questione della distribuzione di materiali. Ovviamente i costruttori veneziani sapevano che nella parte basamentale era necessario porre un ostacolo all'acqua, e il basamento in pietra d'Istria, specialmente quella di Orsera, che è più resistente anche al sale, dimensionavano il basamento in modo da far sì di proteggere l'edificio, la parte in mattoni dell'edificio, dall'acqua. Oggi, con l'abbassamento del suolo, l'innalzamento del livello del mare, con i cambiamenti climatici, quindi un maggiore frequenza di fenomeni di allagamento, spesso la muratura in mattoni viene a contatto diretto con l'acqua, cosa che nel passato era evitata o quantomeno più rara.
L'altro sistema storico è sempre stato quello di alzare le fondazioni, il fondamento, il piano di calpestio, e qui è un evidente elemento di, lo vediamo a rialto, questa antica colonna medievale non ha quasi più il fusto, quindi è un intervento che viene è diffuso nella storia, che ovviamente crea qualche problema di soglia, come diceva Eugenio Vassallo, perché tende ad alterare il rapporto dell'edificio con il suo ingresso, in qualche modo. Le barriere sono sempre state create anche direttamente sugli edifici, questi sono esempi di epoca diversa, barriere alla laguna, oltre che all'edificio. Il Mose conosciamo bene per tutte le sue vicende, anche con la sua applicazione più recente. Queste sono schede della ricerca che è stata fatta, che ha cercato di evidenziare i diversi tipi di interventi utilizzati, vedete qui, e valutarne più o meno il funzionamento, l'efficacia, la durevolezza, ma anche l'impatto fisico e percettivo sui muri. La prima logica che abbiamo è quella dello sbarramento che risolva il problema una volta per tutte e che porta alla formazione della barriera fisica, il taglio con l'inserimento di un materiale impermeabile. Qui abbiamo diverse varianti di materiali, dalla guaina bituminata al piombo, alle guaine invece più recenti in piombo con plastica o addirittura in plastica. Il problema di questo sistema sono vari. Intanto capire l'altezza giusta in cui mettere la barriera, perché se la si mette troppo bassa viene facilmente superata dall'allagamento, se la si mette troppo alta si ha una quota di muratura costantemente esposta all'umidità. Poi c'è il problema della tenuta del giunto, perché laddove il giunto non tiene più l'acqua passa e quindi porta all'inefficienza del sistema. E poi il problema più grosso, che è quello sismico, che ha portato fra l'altro a escludere questo sistema, che in passato era molto più diffuso, perché di fatto tagli l'edificio dalle sue fondazioni, quindi in caso di sisma è un pattino che non ha più tenuta. Qui vedete altri esempi. L'altra barriera è quella verticale. Sin dal 1900 a Venezia si introduce la malta cementizia come materiale risanante e quindi soprattutto nei piani terra, ma a volte in tutto l'edificio, furono stesi intonaci cementizi che, come sapete bene, creano una barriera, diciamo, impermeabile alla pioggia, per intenderci, all'acqua che viene dall'esterno, ma non fanno più uscire l'acqua che sta dentro, quindi né l'umidità di risalita né l'umidità che si crea all'interno delle abitazioni, che ha bisogno di uscire. Qui abbiamo alcuni casi di intonaci cementizi abbastanza vecchi, abbastanza datati, soprattutto quello in basso a destra, che venivano poi per ragioni estetiche dipinti di rosso a simulare un cociopesto. Si è visto poi che l'intonaco cementizio è anche incompatibile rispetto alla muratura, tende a creare, poi a staccarsi, a creare cartella, e quando si stacca l'intonaco cementizio la muratura sottostante è quasi sempre irrecuperabile. Allora si è cercato di provvedere sostituendo l'intonaco cementizio con l'intonaco cociopesto, ma in molti casi si trattava più di una questione estetica, per cui il cociopesto era lo strato di finitura, ma lo strato sottostante continuava a essere cementizio, e quindi a non risolvere il problema. Poi le varie malte idrauliche, che tutto sommato hanno lo stesso problema dell'intonaco cementizio, e quindi il risultato finale è che l'umidità sale sempre di più, perché l'umidità deve trovare uno sfogo e quindi sale finché trova la possibilità di fuoriuscire. E quindi l'umidità, che fisiologicamente a Venezia sta nella zona di bagnasciuga, quindi di solito al piano terra, non raggiunge mai la cima del piano terra, qui arriva al primo e a volte anche al secondo livello.
Per non parlare degli zoccoli fatti spesso con cemento additivato, con materiali plastici, eccetera, che creano proprio delle lastre che poi si staccano, lasciando poi sotto una muratura assolutamente devastata dal punto di vista conservativo. Ci sono poi i grandi interventi come la formazione delle vasche, che sono, a detta, questo è un brano di Mario Piana che lo ha applicato e che ne fa una sorta di bilancio. Sono interventi massivi, ovviamente anche molto impattivi, perché pensate al pavimento del piano terra di questo edificio, e che potenzialmente validi, perché ovviamente raccolgono e allontanano l'acqua, però devono essere un po' come il Mose, accuratamente manutenuti, perché nel momento in cui il drenaggio si ferma perché la pompa si rompe o perché non c'è una adeguata manutenzione, l'effetto diventa poi disastroso. La seconda logica nell'evoluzione degli interventi contro l'umidità è stata quella di ridurre l'impatto di questi altri interventi che erano in realtà molto forti, attraverso per esempio il taglio chimico invece che il taglio fisico della muratura, inserendo delle resine che anche qui potenzialmente sicuramente di migliore impatto, sempre abbastanza impattivo dal punto di vista fisico, perché bisogna formare una serie di fori ravvicinati. Anche i manuali ne parlano in modo un po' come dire critico, nel senso che non è facile riuscire a essere sicuri di impregnare completamente lo spessore della muratura, perché la resina non sempre si diffonde in modo omogeneo. Poi si tratta di resine che adesso hanno una certa età, però sono sempre materiali di sintesi diversi da quelli locali, per cui non è possibile controllare completamente l'esito anche futuro dell'interazione fra la muratura e queste resine. L'altro sistema era quello dell'elettroosmosi, che potenzialmente poteva essere quello ideale, perché di fatto comportava un arresto della risalita attraverso lo sfruttamento di un principio fisico basato sulla differenza di potenziale fra le aree umide e le aree asciutte. Si trattava però di un sistema che sicuramente aveva un impatto inferiore, perché i fori erano più piccoli e più distanziati, si inserivano questi elementi che dovevano attivare questo sistema, elementi metallici. Il problema che è stato rilevato, questo è un sistema che è stato adottato soprattutto negli anni, credo, 80 del Novecento, 80-90, ed è stato in parte abbandonato per la lentezza dell'esito e per il fatto che spesso gli anodi e catodi si danneggiavano prima che il sistema andasse completamente a regime, e quindi inficiava un po' l'efficacia complessiva del sistema di risanamento. Questi sono alcuni esempi, ed è il padre, seppure il sistema è diverso, degli attuali sistemi ad inversione di carica che sembrano avere dei buoni risultati. Credo che Francesco Trovò volesse parlarvi soprattutto di questo sistema, che è stato adottato anche dalla sovrintendenza in alcune chiese veneziane, che sembra funzionare. C'è però la questione dei sali, quindi è un sistema efficace contro l'umidità, ma che non può far dimenticare tutta la questione dei sali. Nel momento in cui si toglie l'umidità, il sale comincia a cristallizzare, quindi c'è tutta la questione di come poi togliere il sale dalla muratura affinché non si degradi e non si disgreghi. Nella seconda parte, una sorta di evoluzione, se così la possiamo chiamare, quantomeno nella mentalità, era quella di favorire l'evaporazione, non creare la barriera, ma di favorire l'evaporazione. E uno dei sistemi adottati in passato è stato quello degli intonaci macroporosi. Intonaci macroporosi che potenzialmente avrebbero risolto il problema, perché appunto inserendo questo materiale più poroso si sarebbe ottenuto un sistema che assorbiva l'acqua e la faceva evaporare.
Però a Venezia diventa un problema, perché questi intonaci sono molto spessi, quindi tirano su molta più acqua dell'intonaco normale, e essendo acqua salata il sale tende poi a otturare questi pori e quindi a rendere inefficace il sistema. Spesso, per far aderire maggiormente questi intonaci molto spessi, veniva steso un primo strato cementizio, e quindi torniamo, un po' come nel gioco dell'oca, al problema precedente. E sono intonaci che durano molto poco a Venezia. Dopo 2 o 3 anni cominciano a sgretolarsi. Se li confrontiamo con gli altri, anche quando si sono cercate delle varianti con cociopesto, con materiali più compatibili, resta sempre il grosso problema dello spessore, che si porta su tantissima umidità. E poi hanno anche un degrado molto brutto, se mi consentite il termine, molto, come dire, il decoro dell'edificio viene fortemente minato dal degrado di questi materiali, che oltretutto mettono in sottosquadro tutte le modanature architettoniche dell'edificio. Tutte le cornici vanno a finire in sottosquadro. Tornando all'idea della specificità degli intonaci della tradizione, che erano frutto di una selezione accurata di materiali, ma anche di lavorazioni, che vedrete nelle prossime settimane, nelle prossime comunicazioni, molto accurate, che consentivano di avere superfici belle, ma anche molto resistenti all'umidità, e allo stesso tempo capaci di lasciar traspirare, di mantenere questo equilibrio idrico-idraulico dell'edificio, che assorbiva molto ma evaporava anche molto, cosa che è stata interrotta dai nuovi materiali. Ecco, questi alcuni casi. L'ultima versione, l'ultima tendenza, cerco di andare un pochino più veloce, è quella di lasciar respirare la muratura togliendo l'intonaco dalla base, che è la zona dove l'intonaco resiste meno. Anche qui teoricamente condivisibile, ha però una serie di altri problemi, scusate. Da un lato, intanto bisogna togliere l'intonaco, e passi un intonaco relativamente recente, può essere anche utile, ma non possiamo pensare di togliere fasce di marmorino o fasce di cociopesto perché vogliamo far respirare. E poi nel momento in cui togliamo l'intonaco, questa muratura generalmente non è una muratura medievale che nasce per essere vista, quindi resiste bene, è una muratura che va protetta, e allora questa fascia deve essere protetta. Come la proteggiamo? Con le resine, con le rifugature di che cosa? Di malta cementizia, e torniamo come in un gioco al problema iniziale. E poi c'è un problema diciamo accessorio, se vogliamo, ma non indifferente, che è quello figurativo. Queste fasce a Venezia c'è una completa anarchia. C'è chi fa 3 mattoni, la fascia bassa, arriva alle finestre, arriva al piano sopra, e si formano queste geometrie completamente artificiose che alterano il carattere dell'edificio. Venezia inserendo una nota rustica a una città che è tutto fuorché rustica. E quindi vedete alcuni esempi più disparati. E poi questi, tipo la chiesetta, che viene completamente denaturata da questo sistema. E c'è l'effetto domino, per cui il singolo edificio poi si trasmette questa irregolarità al contesto e all'intera città. Ci sono questi effetti anche dinamici di scalettatura, che quando percorriamo un canale o percorriamo una calle, abbiamo questo su e giù, questo effetto che sicuramente non aiuta a tutelare l'immagine della città. Ecco, questa è un'immagine un po' icona, lo chiamo sempre nelle mie lezioni il pluridecorato di guerra, perché è un edificio che le ha provate tutte, come si dice, sostituzioni murarie, 2 tagli, intonaci di vario genere. Vedete che l'umidità va al secondo piano. Quindi da un lato mi spiace essere un po' negativa, ma sicuramente il problema dell'umidità non è un problema che noi possiamo pensare di risolvere una volta per tutte. Forse paga di più un cambiamento di mentalità, che qui ci sono molti professionisti, mi rendo conto è molto difficile da fare
comprendere a un proprietario di edificio che deve spendere un sacco di soldi e vorrebbe spenderli una volta nella vita e non di più, però forse pagano di più le strategie manutentive, cioè di fare piccoli lavori in modo più continuato e ripetuto nel tempo. Da un lato utilizzando sicuramente materiali e tecniche della tradizione, perché si è visto che i materiali nuovi, per quanto formulati in modo specifico o attento al problema dell'umidità, a Venezia non funzionano, cioè durano molto poco. Non si tratta, diciamo, di una visione tanto ideologica ma proprio pragmatica. L'idea di utilizzare e ritrovare la tradizione costruttiva sicuramente aiuterebbe a migliorare la situazione, l'opposizione forse all'umidità no, ma sicuramente la salubrità dell'abitabilità degli edifici e anche la consistenza degli edifici storici. Dall'altro l'idea di appunto entrare nella logica della manutenzione. Questo è un esempio di intervento sperimentato da Francesco Doglioni al San Cosma e Damiano, in cui l'intonaco è stato integrato nello spessore normale nelle parti alte e poi gradualmente lo spessore dell'intonaco è andato a diminuire nelle parti basse fino a diventare una sorta di velatura. Intervento che è stato poi replicato nel tempo in vari progetti. Questo è un progetto della sovrintendenza seguito dall'architetto Ilaria Cavaggioni nel fianco della chiesa di San Polo, in cui appunto l'intonaco cocciopesто è stato integrato a velatura nella parte bassa. Questo ha il doppio vantaggio di avere diciamo una distinguibilità di quello che tu aggiungi e lo strato sottile consente anche di ridurre la quantità di acqua che sale, perché minore lo spessore, minore l'acqua che viene su per la risalita. Certo, dopo qualche anno, vedete a destra, questa è un'immagine a sinistra all'inizio, a destra un'immagine attuale, dopo qualche anno bisogna rifarlo e quindi è anche un problema proprio economico per un proprietario che deve pensare ogni 10 anni di rifare la fascia bassa del suo edificio. Però sembra essere, non dico la panacea di tutti i mali, ma diciamo, un indirizzo condivisibile, sia dal punto di vista dell'efficacia che dal punto di vista appunto della salubrità degli ambienti interni. Serve questo cambiamento di mentalità, che non è facile perché abbiamo problemi normativi, abbiamo requisiti anche merceologici dei materiali che spesso non ci aiutano, e poi questioni di gusto. Noi siamo abituati ad avere le case perfette. A Venezia è un po' difficile, ma in generale in ogni contesto storico, in particolare a Venezia, è un pochino difficile pensare che la perfezione, ammesso che sia un requisito desiderabile, si possa mantenere a lungo nel tempo. Se avete pazienza ancora qualche decina di minuti, facciamo un ragionamento anche sugli interventi, non solo sugli interventi che riguardano l'umidità, ma in generale gli interventi anche su queste murature medievali che abbiamo visto. Dallo studio che abbiamo fatto, la questione dell'intervento sulle murature medievali è particolarmente complessa perché sono molte le variabili, dipende molto dal grado di permanenza di queste murature medievali, perché noi abbiamo visto anche dei casi in cui ce ne rimane parecchio, ma spesso queste murature sono brandelli di muratura all'interno di edifici che poi si sono trasformati, che sono stati intonacati, quindi la frammentarietà è una componente fondamentale di questi edifici e quindi è una componente con la quale bisogna fare i conti anche in ambito progettuale. E poi il grado di conservazione, quindi il grado di integrità, diciamo, del paramento che può essere stato stratificato, modificato, ridotto, e anche ovviamente lo stato di conservazione. Questa è una sorta di matrice di casi in cui partiamo in alto a sinistra con l'edificio
anche perché in parte già restaurato, ben conservato e unitario, e arriviamo in fondo a destra col frammento fossile all'interno di una muratura completamente trasformata. E quindi a seconda delle condizioni cambiano anche i criteri. Abbiamo fissato 3 criteri di massima, quindi un intervento, generalmente nei casi di murature ben conservate, ovviamente l'intervento deve essere minimo, volutamente contenuto e limitato. Poi nei casi di edifici stratificati è spesso necessario trattenersi dal restaurare troppo, fra virgolette, per non alterare la naturalezza della stratificazione. E poi la questione della componente archeologica quando abbiamo a che fare con i frammenti. E Venezia non è abituata all'archeologismo, al conservare evidentemente i frammenti nel loro disordine anche compositivo. Ecco, questo è l'edificio che avevamo visto, queste sono alcune simulazioni di intervento, l'edificio non è stato restaurato, per graduare e minimizzare l'intervento a una pulitura che sia una pulitura estremamente limitata, perché anche solo pulirlo in modo drastico significa probabilmente rischiare di perdere tutti i resti di queste finiture, che è vero che sono ad affresco, ma non tutte sono ad affresco, e quindi è importante anche la pulitura, dosarla, calibrarla, progettarla in un certo senso. Oppure l'opposto, il riuscire a trattenere, a contenere l'opera di integrazione. Quando abbiamo a che fare con elementi, queste sono 3 immagini della stessa porzione di cornicione, quella in alto a destra è quel che è, e quelle in basso sono possibili simulazioni di integrazione. Vedete che se si tende a integrare troppo si perde quell'elemento di autenticità che l'elemento non finito, degradato, comunque ancora ci trasmette. E soprattutto nel caso di decorazioni, l'insistere troppo può portare all'effetto eccessivo, all'effetto finto, e quindi è necessario proprio anche attraverso la simulazione. Grazie a Dio oggi abbiamo questi mezzi virtuali che ci aiutano anche a dosare l'intervento, che ovviamente poi va fatto fare qualcuno che sa poi controllare l'azione del restauro. E anche qui stessa cosa, nel caso invece di piccoli frammenti dobbiamo riuscire a vederli prima di tutto e a capire come conservarli, perché appunto seppur piccoli, seppur infinitesimi, hanno un ruolo testimoniale molto importante e quindi meritano un'attenzione conservativa che di solito noi attribuiamo a cose più grandi, all'affresco, al grande intonaco, e non al piccolo frammentino. Alcuni interventi. Queste murature sono estremamente fragili. Quello che di solito viene considerato un intervento leggero, la velatura, nel caso della muratura medievale è un intervento molto pesante, perché copre tutte le caratteristiche di finitura, le cromie, i trattamenti di protezione che solo la muro a vista ci consente di mantenere. E quindi la velatura, quando anche è fatta in modo garbato, come in questo caso, di fatto ci toglie alcune delle caratteristiche fondamentali dei muri medievali. Il muro medievale viene scardinato, per così dire, da una rifugatura, non solo dalla velatura, anche la rifugatura, se qui vabbè è anche una rifugatura cementizia, però anche la rifugatura fatta bene, se copre il giunto o se sostituisce il giunto antico, è un grosso danno per la muratura. Quindi si tratta di interventi che devono portare a una scala molto di dettaglio l'attenzione conservativa, non, vi ripeto, per un eccesso di zelo o per una fissazione, ma proprio perché le caratteristiche di questi muri dipendono proprio da questi elementi apparentemente minori. Uno dice: la rifugatura del giunto è una cosa sacrosanta, mi serve per rinforzare la muratura, per proteggerla, eccetera, eccetera. Va benissimo per le murature che poi vengono intonacate, ma per le murature medievali questo intervento deve essere molto dosato e
possibilmente localizzato. Qui abbiamo un arco che è stato rifugato tutto da malta cementizia, magari anche con la stilatura, però questo è un intervento estremamente pesante perché di fatto nasconde la finitura iniziale del muro e porterà sicuramente dei problemi, vediamo già efflorescenze, vediamo già problemi di vario genere. Questo invece è lo stesso tipo di edificio, vediamo invece l'accurata pulitura che non ha tolto le patine alla pietra, non ha tolto i giunti iniziali, ma si è limitata a intervenire puntualmente nel giunto, dove il giunto manca, e non andando sopra il giunto o addirittura sostituendolo, perché il giunto rifatto in modo sistematico tende a inserire un forte elemento di rinnovo al muro. Il muro sembra un muro nuovo, anche se è un muro vecchio. Quindi è importante, ovviamente dove è ancora possibile, da qui l'importanza della manutenzione in questi edifici, l'importanza della puntualità degli interventi, cioè andare a integrare il giunto solo dove manca e non farsi prendere la mano di rifar tutto perché è più bello, perché è più regolare. E questo, vedete, in questo caso c'è in alto il giunto antico, in basso a destra il giunto rifatto solo nella zona in cui manca. Anche in questo caso spesso ricostruire anche eventualmente con mattoni nuovi se non ci sono quelli locali di recupero, però con attenzione a mantenere leggibili i bordi del muro antico, quindi servono delle attenzioni che di solito non si prestano a questo tipo di oggetti perché vengono considerati dei manufatti minori, ma che in realtà hanno una loro preziosità che però è proprio insita in questi piccoli dettagli. E questo per esempio è un edificio in cui l'intervento è stato molto attento in questo senso a integrare solo, anche i giunti solo dove mancano, e a lasciar visibile per esempio la stratificazione, ma anche i segni di dissesto. Le lesioni sono ancora leggibili, quindi diventa un intervento che aiuta anche a comprendere il comportamento futuro dell'edificio, oltre che a conservare il suo carattere. Anche questo è un altro edificio in cui è stato applicato questa grande attenzione. Credo che Luca Scapina abbia in qualche modo partecipato a questo intervento, comunque lo conosce, con grande attenzione appunto alla puntualità degli interventi per evitare appunto l'omologazione finale e la cancellazione di questi tratti caratteristici delle murature a vista, sopra è il prima e sotto il dopo. Anche questo è un caso di intervento molto complesso perché c'erano parti rifugate completamente in cemento, in cui il cemento è stato rimosso e sostituito da malta di calce, e in questo caso ovviamente l'intervento è stato sistematico perché tutti i giunti erano stati sostituiti da malta cementizia. Però laddove i giunti erano ancora visibili, erano ancora quelli antichi, si è adottato un sistema diverso di cura, di conservazione molto attenta di tutti i tratti di giunto ancora vecchio. Come vi dicevo appunto, sarebbe importante per Venezia non arrivare a questo punto, cioè non lasciare che l'edificio arrivi a degradarsi così tanto da dover fare tutta la sottomurazione. Credo che siano i servi, il lato dei servi. Questo invece è un intervento curato dalla sovrintendenza in cui per esempio vedete questa parasta d'angolo era l'unica che conteneva ancora altinelle e che mi diceva che la muratura più antica della chiesa e della facciata era in altinelle e che la struttura con le paraste era quella. Questa è la facciata cinquecentesca che è stata modificata. Quella parasta con quelle piccole altinelle mi consentiva di dire che la muratura iniziale, cioè che la chiesa iniziale, aveva anche lei le paraste e aveva anche lei questo tipo di scansione architettonica che è stata solo modificata nel tempo. Quindi il conservare le altinelle lì, seppure molto degradate, era molto importante. E questa cosa è stata recepita e quindi c'è stato ovviamente un cuciscuci, ma un cuciscuci molto limitato solo alla parte, diciamo, che non comprendesse le altinelle. Le altinelle sono state mantenute, a differenza appunto di quest'altro intervento
che evidentemente ha cancellato tutto quello che era reggibile nella parte bassa. Ora non so le condizioni, probabilmente era più che giustificato, nel senso che se la muratura ha perduto tutto il paramento non puoi far altro che sostituirlo, però questo ci fa pensare a quanto sia importante l'intervento di tipo manutentivo. Qui per esempio sono stati conservati tutti i singoli lacerti, non solo di Regalzier, San Giovanni e Paolo, con prove di pulitura. I giunti di Malta sono stati conservati, sono stati integrati solo dove mancanti, i singoli pezzettini di mattone sono stati sostituiti, senza sostituire intere parti, e solo laddove la muratura era troppo disgregata, i mattoni erano troppo disgregati e lì il sostituire significava rifare l'arco, allora sono stati utilizzati dei consolidanti per fermare il degrado, ma si è lasciato così. Quindi anche la capacità di capire a seconda dei contesti quale criterio applicare. Ecco, gli intonaci sono spesso coperti, non più visibili. Questo è il caso di una facciata esterna con Regalzier che è diventata l'interno di un ambiente ed che poi è stato intonacato, e quindi è stato rimosso l'intonaco successivo per rimettere in luce il Regalzier. Più difficile è il caso di edifici stratificati. Edifici che hanno magari il piano basso, come in questo caso veneto-bizantino, il piano alto modificato, poi rintonacato, l'intonaco cade in parte, e qui riuscire a mantenere con l'intervento di restauro la naturalezza della stratificazione è molto difficile, e spesso si arriva a suddividere l'edificio in parti attraverso l'intervento. Qui parte il colore un po' forse esagerato del giallo, vogliamo essere abbiamo di fatto sezionato l'edificio. Paradossalmente l'edificio prima dell'intervento era degradato ma aveva una sua naturalezza, e dopo l'intervento la parte, diciamo, veneto-bizantina viene sì evidenziata, ma l'altra parte viene completamente coperta da un intonaco nuovo che di fatto fa galleggiare la parte antica e che perde qualunque nesso stratigrafico con le parti successive. È estremamente difficile, non c'è una ricetta in questi casi, però anche quando viene fatto in modo estremamente accurato, con i materiali migliori, eccetera, il restauro tende sempre a suddividere l'edificio, diciamo, più antico, la parte più antica, dalle stratificazioni successive. Questa è Corte del Fontego, questa è una mappatura che gli studenti hanno fatto delle diverse murature presenti, quella violacea in parte bassa, ovviamente la parte più antica che andava fino al livello delle finestre verdi. Anche in questo caso l'intervento, eccolo qua, la muratura più antica. Tenete presente che i tamponamenti degli archi sono i mattoni gotici, quindi sono tamponamenti molto antichi, ma la muratura ancora più antica arrivava fino al livello delle finestre del piano superiore. Anche in questo caso non è stato riconosciuto, è stato semplicemente utilizzato il marcapiano di pietra, sopra intonacato e sotto velato, fra l'altro, e quindi c'è certo un recupero del decoro convenzionale, diciamo così, perché è più ordinato, però abbiamo perso tutta la stratificazione e abbiamo anche alterato la parte più antica, perché la velatura di fatto ha nascosto i caratteri di trattamenti, c'erano dei pigmenti rossi, c'erano dei trattamenti oleosi, eccetera, eccetera. Un intervento estremamente è qui fuori, nella corticella vicino, ha invece lasciato un po' il disordine anche delle stratificazioni, sia di quelle più importanti, le fasce decorate, sia di quelle più banali, la traccia fatta dopo. Vedete che l'intervento conserva anche la leggibilità, non cerca di nascondere le stratificazioni successive. Certo è che ovviamente bisogna che il proprietario di questo edificio sia disposto ad accettare che la sua facciata non sia linda, giallina, rosa,
ma consenta questa visione e che sia consapevole dell'importanza, del significato che ha il conservare la leggibilità stratigrafica di un muro stratificato. Ovviamente non è scontata la cosa. Vedete, qui si vedono le murature, la sagoma della trifora che poi è stata tamponata, e quindi una porzione di muratura medievale con tutti i suoi giunti perfetta, poi c'è un tamponamento che invece è un po' meno perfetto, e vicino c'è il tamponamento della canna fumaria con i mattoni in foglio, che sicuramente è molto più disordinato, ma che comunque è una parte della storia di questo edificio. Vedete, queste sono le parti di muratura medievale di questo edificio, che vedete la bellezza di questi giunti stilati, lisciati, ribaditi a calce, lisciati e stilati. Qui siamo all'interno invece del San Cosmo e Damiano, ancora una volta la capacità di mantenere la leggibilità sopra il prima, sotto il dopo, di questa parete in cui compaiono le porte di due serie di porte delle celle dei frati, una più piccola ricavata, una serie di porte più piccole ricavate nel tamponamento di porte più antiche e più grandi, che sono state restaurate, sì, ma mantenendole leggibili e rinunciando a completare l'integrazione dell'intonaco, per esempio. L'intonaco dove c'era è stato mantenuto, non è stato steso dove era caduto, proprio per lasciare la leggibilità di queste stratificazioni centenarie. Prima e il dopo, sempre dello stesso edificio in un altro ambiente, che testimonia il fatto che questo convento nasce con una copertura che viene costruita sopra un edificio precedente che aveva delle finestre di una certa grandezza che sono state poi tamponate. Quindi si legge ancora fisicamente la storia materiale, la storia fisica delle stratificazioni dell'edificio. Questo è quello che abbiamo già visto. Ecco, l'attenzione possibilmente alla puntualità degli interventi, al non spingere troppo il restauro delle superfici decorate, perché si rischia di scivolare nell'effetto finto. E poi certo dipende anche dal contesto. Sul Canal Grande è difficile lasciare la stratificazione disordinata, è più facile lasciare incompiuta nella facciata sul canale, quindi la fascia di decorazione sottogronda non viene completata perché diciamo è un contesto un po' più nascosto, un po' meno evidente, quindi è anche importante riuscire a comprendere il luogo e capire dove effettuare. La componente archeologica, scusate, dei frammenti è la cosa forse più difficile per Venezia. Di solito Venezia tende a coprire tutto e poi lasciar fuori magari l'elemento più evidente, però così facendo ovviamente si creano delle sorti di icone staccate, completamente staccate dal loro contesto fisico. La capacità di comprendere il significato di questi piccoli frammenti che in realtà sono quel famoso regalzier che avevamo visto. E poi i casi estremi, estenuati di degrado in cui l'edificio ha queste macchie bianche, uno dice beh sono macchie di malta successiva, si tolgono, poi vedi che i bordi sono così regolari e ti rendi conto che queste macchie sono quel che rimane delle fasce dipinte che vediamo illustrate da Bellini nell'immagine del dettaglio, e quindi il conservare in questo caso questa configurazione che è quasi il fantasma di quel che era l'edificio è però estremamente significativo per la storia costruttiva e la storia decorativa della città medievale. Questo è un altro edificio che aveva le stesse caratteristiche e in cui questi elementi sono stati riconosciuti come elementi importanti da mantenere senza integrazione, perché integrare ancora una volta significa ridisegnare, inserire elementi artificiali, artificiosi, perché semplicemente conservando così com'è riusciamo comunque a capire come poteva essere decorato questo edificio, senza riprodurre la decorazione. Ovviamente la parte bassa ricoperta da intonaco cementizio è stata restaurata togliendolo, ma cercando di non rifare la muratura, ma conservandola nel miglior modo possibile, in questo caso rifacendo i giunti, perché i giunti non c'erano più. Ecco, questi sono alcuni dettagli del prima e del dopo. Altri casi, Van Axel, anche qui pieno di frammenti che vengono
conservati, ovviamente senza integrare, così come nel caso di Palazzo Fortuny, l'integrazione, la messa a fuoco, l'intervento anche di pulitura non eccessiva, non insistita, ma sufficiente a rendere più leggibile il paramento e i frammenti di decorazione che ancora sono sopravvissuti, senza ovviamente l'integrazione. Credo che siamo alla fine. Ecco, questi sono i dettagli di quello che abbiamo già visto prima, del prima e del dopo. Ecco, si tratta di ovviamente di questioni progettuali, ma anche di questioni, come si diceva insieme a Enrico, che implicano un po' uno spostamento della visione nostra consueta, di quello che noi riteniamo l'obiettivo di un progetto di restauro, il ritrovare quasi nuovo l'edificio. E questo mi rendo conto che soprattutto per i professionisti è molto difficile, perché hai a che fare con committenti che questo ti chiedono, con regole merceologiche che ti chiedono la certificazione di un intonaco, che quindi deve essere per forza un premiscelato, mentre l'intonaco fatto benissimo dall'artigiano esperto, come te lo certifica? E quindi c'è una serie di problemi, non è che lo diciamo e lo facciamo. Però per Venezia soprattutto, secondo me per ogni centro storico, ma soprattutto per Venezia, è una strada, seppure in salita, che vale la pena di percorrere, e in questo è fondamentale il ruolo degli artigiani, il ruolo che università, artigiani e professionisti hanno nel diffondere anche, nell'educare ad ampio spettro le persone al capire questi valori che non sono immediati e richiedono un po' di sforzo sia nel riconoscerli e nell'accettarli di fatto. Usare i materiali giusti significa trovare le ditte che ancora li producono, le cave spesso sono dismesse, appunto problemi di certificazione, con problemi di normativa. Le normative che impongono la standardizzazione è forse il nemico più grosso della conservazione attenta delle peculiarità storiche di un edificio, di un contesto. E poi la perdita, questo sei tu Giorgio, a Padova, Giorgio Berto, la capacità ancora di consentire agli artigiani di andare avanti a lavorare con tutti i problemi che ci sono. Quindi è un'impresa o di utilizzare le fornaci antiche, forse l'ho già detto, che ancora producono materiali fatti a mano e che in realtà poi devono combattere con la burocrazia che richiede certificazioni che una fornace di 200 anni non può avere. E infine il passaggio del testimone, quello di cui parlava Enrico, l'importanza di trasmettere alle giovani generazioni l'importanza di questi aspetti e possibilmente le tecniche. Quindi un percorso tutt'altro che facile, però estremamente affascinante, estremamente importante per Venezia. Grazie. Grazie all'architetto Squassina. Se qualcuno ha piacere di porre qualche domanda, questo è il momento. C'è qualcuno che ha piacere? Beh, dopo tre PowerPoint così. Grazie ancora. Mi si sente? Sì. Non so, spero di non andare fuori tema, però c'è un tema di grande attualità e forse riguarda un po' tutti noi, che è quello degli spray vandalici sulle murature. Allora, sui rivestimenti lapidei ci sono delle tecniche e dei prodotti che consentono di rimuovere le scritte vandaliche e offensive in tutti i sensi. Mi sembra che invece rimuovere le scritte vandaliche sulla muratura a vista sia più difficile e non credo, non so se ci siano dei prodotti, delle tecniche che vengano utilizzate
Allora, dal punto di vista tecnico le dico subito che io non so rispondere, nel senso che prodotti bisogna parlare con i restauratori che sono più ferrati anche sulle novità. Sicuramente è un problema più grosso perché c'è maggior porosità, c'è maggiore, a volte anche degrado, quindi queste vernici entrano più nei meandri del mattone piuttosto che del giunto di malta, e quindi si tratta di un problema sicuramente che non è assolutamente fuori tema, nel senso che fa parte del degrado. Non c'è solo l'umidità di risalita, ma purtroppo c'è anche questo tipo di degrado. Se in sala c'è qualche restauratore, forse può essere più utile di me per identificare detergenti o trattamenti utili, perché è un po' lo stesso problema, anche se diverso, che si trova con le velature cementizia. Per esempio nel caso della chiesa di Carmini, all'inizio, mi pare che poco prima della seconda guerra mondiale, lì sono stati velate le murature con questa velatura cementizia che doveva essere, nelle migliori intenzioni, protettiva. Si è provato a toglierlo, però togliere quello strato significa scalpellare via la superficie del mattone, e a quel punto diventa impossibile farlo, a meno di rovinare tutto il muro. Ecco, nel caso dei graffiti non credo che sia così grave la situazione, però sicuramente si avvicina. Ok, grazie. Mi spiace non essere riuscita di fatto a rispondere tecnicamente al... E purtroppo mi sembra che Giorgio Berto non sia presente in sala. Glielo chiediamo la prossima volta. Glielo chiederemo la prossima volta. Altre curiosità? Basta. Allora ci salutiamo. Grazie per la pazienza. Grazie.